Siamo a Scomigo, frazione di Conegliano e soprattutto il paese della ceramica. Qui più di 60 anni fa è iniziata una storia d'amore per l'arte e la creazione artistica che ancora oggi prosegue. Verso la fine degli anni 50, Piero Marcon, artista, intellettuale ed insegnante, in questa scuola elementare decise di scardinare le regole un po' rigide della didattica dell'epoca, insegnando ai suoi allievi tecniche artistiche ed artigianali. E un giorno, nel 1958, entrò in questa scuola con un blocco di argilla da manipolare. Allora, la storia della ceramica inizia a Scomigo a fine degli anni 50, agli inizi degli anni 60, per l'intuizione del maestro Piero Marcon, che aveva un'estrema fiducia e sensibilità nei confronti dei ragazzi, tanto da credere nella loro creatività. Un giorno si presenta in classe con un blocco di argilla prelevato presso le fornaci di Tomasi a Conegliano e dice ai ragazzi: chi farà il miglior compito modellerà questa argilla. Materia nuova, nessuno la conosceva, nessuno sapeva niente che cos'era l'argilla, se non per l'aspetto, diciamo così, delle tegole o mattoni che in quel periodo si realizzavano a Conegliano. E i due ragazzi fanno un bellissimo compito che il maestro apprezza. Si trattava di Gianni Darè e di Pierluigi Piai. Attualmente la scuola di ceramica è stata, diciamo così, ha avuto diverse vicissitudini, perché nel 1971, nel marzo 71, muore il maestro Piero Marcon ed è stata una perdita grandissima, perché lui era un trascinatore, un personaggio che sapeva coinvolgere e si lasciava coinvolgere, no? E ha portato i suoi ragazzi in vari posti, diciamo così, del Veneto e anche d'Italia per ricevere riconoscimenti e apprezzamenti. La scomparsa ha fatto sì che i ragazzi per 4-5 anni hanno continuato a lavorare in autonomia da soli e poi si sono un po' persi, un po' dovuti agli studi, un po' al servizio militare, un po' qualcuno ha fatto famiglia, cioè c'è stata questa evoluzione, quindi però non hanno perso la passione per la ceramica. Dopo qualche anno, quando sono diventati genitori anche loro, quindi a metà degli anni 80, inizi anni 90, insegnavano ai loro ragazzi alle scuole elementari l'arte del manipolare l'argilla, quindi l'arte della ceramica. Da quel seme, diciamo così, rinato della ceramica, si è formata l'associazione Piccoli Ceramisti. Allora la ceramica, prima di tutto, la materia prima è la creta che non è altro che una particolare terra, tant'è vero che noi all'inizio adoperavamo, 60 anni fa, adoperavamo addirittura terra che si trovava nei campi, terra particolare. Allora la creta viene lavorata al 90% con le mani, la creta una volta lavorata viene asciugata. Durante l'asciugatura la creta subisce un calo, una restrizione, e poi la creta una volta asciugata va infornata, magari dopo vedremo il forno, lì avviene la cottura vera e propria, cioè la creta, che è una materia che finché è asciutta, se la si mette in acqua torna morbida e quindi torna terra normale, la cottura la rende irreversibile e quindi una volta cotta diventa biscotto che può essere bianco, rosso o di vari colori. Una volta ottenuto il biscotto si decora con dei colori che sono polvere di ossidi di vari metalli, ad esempio questo è l'ossido di rame, questo è il cobalto, quello lì è il cadmio, insomma ci sono vari metalli, i vari ossidi. Perché gli ossidi? Per gli ossidi in cottura a 1000 gradi, perché qui la creta va cotta a 1000 gradi, non si trasformano, non si bruciano, anzi si trasformano ma non si bruciano. Ecco. Poi viene dato lo smalto, la vetrina, e praticamente la vetrina non è altro che una superficie di vetro vero e proprio che lascia poi trasparire il colore. Io dico sempre che la lavorazione della creta è l'arte o anche l'opera tecnologica più antica dell'uomo ed è ancora tutta da scoprire, perché tante sono le variabili che ancora si può
creare delle novità e delle innovazioni ogni volta che si apre il forno. Questo è un pezzo, come dicevamo prima, asciutto e pronto per essere cotto. E questo è il forno, adesso poi viene riempito, poi vengono eseguiti anche dei piani per poter far stare più roba possibile. Noi siamo i 4 maestri, diciamo, rimasti figli appunto del maestro Marcon e siamo tutti ultra 65 anni, c'è anche chi ne ha più di 70. Quindi adesso per noi era importante riuscire a dare continuità a questa attività. E ci abbiamo messo una decina di anni, anche di più, per trovare delle nuove leve, gente che abbia passione, che voglia continuare. Ecco, in questi anni, ultimi 4-5 anni, stiamo vedendo un po' la luce e ci sono delle persone che addirittura adesso hanno organizzato per conto proprio dei laboratori e quindi abbiamo veramente una speranza. Noi diciamo che per 60 anni siamo stati mossi da un'ostinata speranza, perché questo è che ci fa fare queste cose. Oggi la speranza ha quasi un po' di sicurezza, perché c'è questa continuità.